Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto a reclamare sul miglio, sono in 8 al via il ritiro di Sergiti, 1 Vampiria Gifonte, 2 Vento da Barco, 3 Upper Trio, 5 Tempest Treb, 6 Sharif dei Rum, seconda linea 7 Sandro, 8 Wisconsin Vol, 9 Vinci per noi. I favori per Tempest Treb, Roberto Vecchione, numero 5. Macchina che accelera e in breve si avvantaggia proprio Tempest Treb che va a condurre nei confronti di Vampiria Gifonte. All'esterno è veloce anche Sharif dei Rum, mentre si accoda Upper Trio in terza posizione. Tempest Treb in vantaggio, Sharif dei Rum si adegua all'esterno, sarà sotto Vampiria Gifonte, terza posizione per Upper Trio davanti a Sandro, poi Vento da Barco, al largo anche Vinci per noi, in coda Wisconsin Vol. Intanto 14,6 per i 200 iniziali. E Tempest Treb continua a guidare nei confronti di Vampiria Gifont al completamento del quarto iniziale in 29,7. In coda è il controfavorito Wisconsin Vol e in seconda posizione rimane Vampiria Gifont su Upper Trio e Sandro. Intanto i 600 il 45,2, va via sul piede dell'1.15,3 Tempest Treb, avendo in schiena Vampiri e Gifonte Upper Trio, poi la risalita di Sharif dei Rum che si trascina Vinci per noi e Wisconsin Vol in terza pariglia dopo un giro in 1 minuto e 6 decimi. Controlla la situazione Tempest Treb nei confronti di Vampiri e Gifont, all'esterno è sempre Sharif dei Rum che ora cerca di avvicinare il leader all'altezza del chilometro in 1.16,3, 15,7 questo parziale. Continua a guidare Tempest Treb, ora ha cercato di moderare in questo segmento di gara, siamo a 500 scarsi dalla conclusione con il leader che ora non accelera ancora più di tanto, 15 il parziale. Wisconsin Vol intanto ha lasciato la pariglia per andare in terza corsia esterna, ora però allunga nuovamente il leader a 200 dalla conclusione. Ha in schiena Vampiria Gifont che prova a spostare, poi Upper Trio, retta d'arrivo con Tempest Treb in vantaggio, Vampiria Gifont che ci prova, ma Tempest Treb guadagna nel finale e si distacca per vincere nei confronti di Vampiria Gifont, terzo posto per Upper Trio che precede Sandro. 29-1 a chiudere, si era serbato del buono Roberto Vecchione con Tempest Treb che così è il primo favorito del giorno ad arrivare al traguardo, la media di 1,14,8. Roberto Vecchione per il training di Andrea Scatolini, la quota di 1,56 al totalizzatore, secondo posto per Vampiri e Gifont, terzo Upper Trio.